Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, ci sono due parole che messe l'una in fila all'altra rimandano dannatamente a un'idea di libertà, profumano dannatamente di libertà, e queste due parole sono tolleranza zero. E sì, può apparire controintuitivo, appare controintuitivo sicuramente alle anime belle, ma la tolleranza zero è un sintagma che sta alla base di ogni libertà civile, di ogni libertà concreta, di ogni libertà anche politica, e per realizzarlo basta pensare all'illustrissimo precedente. Sì, perché la tolleranza zero è stata anzitutto una teoria sociologica elaborata da serissimi accademici e poi una pratica di governo implementata da Rudolph Giuliani quando è stato sindaco di New York e che ha completamente tramutato New York da paradiso del crimine a paradiso per il newyorkese normale. Poi ahimè sono arrivati dei sindaci democratici che hanno in gran parte sbaraccato questo lavoro. Ma perché citiamo il precedente? Perché la tolleranza zero vuole che ogni atomo di illegalità, ogni sfregio alla legge, alle regole comuni, che sia micro, medio, macro, va stoppato sul nascere, perché in questo modo si diffonde, una legalità concreta, capillare, diffusa appunto nei gangli della città, e quindi si garantiscono meglio le libertà dei cittadini. Allora non è un caso che oggi il ministro dell'Interno Piantedosi abbia usato il sintagma tolleranza zero, parlando della buonissima, dell'ottima notizia di oggi, cioè il fatto che è stato finalmente eseguito l'ordine di sfratto emesso nei confronti del centro sociale Leoncavallo a Milano, i cui uffici abusivi nell'immobile di via Watteau sono stati sgomberati come doveva accadere da tempo, parlando di un'occupazione abusiva che dura dal 1994, poi la storia di abusivato del Leoncavallo è precedente, ma su quell'immobile erano più di 30 anni, come ha detto anche il ministro Salvini, erano decenni di illegalità tollerata soprattutto da una certa cultura di sinistra, soprattutto da certe amministrazioni milanesi i cui magari sindaci erano vicini, se non espressione di partiti di estrema sinistra presenti a Leoncavallo, contigui a Leoncavallo, che pescavano anche candidati dal Leoncavallo, Rifondazione Comunista su tutti, e oggi si mette fine a questo strappo quotidiano nella convivenza civile dei milanesi. Come ha detto anche la premier Giorgia Meloni, in uno Stato di diritto non possono esistere zone franche o aree sottratte alla legalità. Per i furboni del web in servizio permanente effettivo, anche l'occupazione abusiva di Casa Pound, per quanto riguarda chi vi parla, andrebbe fermata seduta stante, perché come dice Meloni non possono esistere zone franche. Oggi lo sfratto è stato eseguito su richiesta della proprietà dell'immobile. Il legale del Leoncavallo, il signor Mirko Mazzali, ha detto c'era una data, il 9 settembre, doveva essere rispettata, cioè ci si mette d'accordo quando si ripristina la legalità in un luogo, no? Ci si mette d'accordo con coloro che la calpestano da più di 30 anni. Cerchiamo di capire perché è successo e se è legittimo. Come se è legittimo? Qui siamo veramente al mondo al contrario, non è per citare in modo reiterato il generale Vannacci, ma è la bolla di lor signori. La bolla di lor signori non è la realtà. Gli sfregi alla legalità, siano essi giustificati o meno dalla bolla ideologica, non hanno cittadinanza in una Milano civile, in una Milano normale, in una Milano di uno Stato di diritto occidentale.
Da questo punto di vista ci piace l'espressione usata da Salvini, perché rimanda al presidente argentino Milei: la legge è uguale per tutti, afuera, riferito agli occupanti abusivi del Leoncavallo. Ecco, ogni volta che la tolleranza zero in questo senso, nel senso precipuo di Rudolf Giuliani, diventa la base dell'azione di governo, noi siamo felici, perché vuol dire che la libertà di tutti, la nostra compresa, è tutelata meglio. Cari compagni del Leoncavallo, afuera. Grazie a tutti, a domani. Tra un manifesto e lo specchio. Avete ascoltato